ero tanto legata a loro, non mi fa troppo male. Le gambe tremano e Franca, colf da diversi mesi nella casa dei coniugi Miattello, che vive a pochi chilometri dall'abitazione di Giorgio e Maria Angela, con un filo di voce confida il suo dolore. Mi fa troppo male questa cosa, non dormo la notte, sto male. Non doveva finire così questa storia. La mattina del 27 dicembre aveva suonato al campanello di via Galilei per fare le pulizie, come sempre, ma Diletta, la figlia maggiore, le aveva detto che i genitori non stavano bene, stavano riposando, di andarsene, e così Franca ha fatto. Poteva succedere, era le 8 del mattino, e sì che poteva succedere che volessero dormire di più al mattino, era normale, che la vedevo magari di sfuggita, ciao Diletta come stai, ma lei era sempre fredda così, però che arrivasse a quel punto no, mai mi sarei aspettata una cosa grande così. Non doveva finire così, continua a ripetere, e non si dà pace. Parla di malessere interno, descrivendo Diletta sempre così schiva e silenziosa. Ero affezionata a Maria Angela, ripete, e la voce si rompe. Mi rimarrà nel cuore per sempre la Mariangela, perché mi voleva tanto bene. Lei era una persona speciale, intelligente, buonissima, disponibile, buona, tanto buona, troppo buona. Una brava mamma, bravissima mamma. Troppo dura questa cosa da superare, serve anche a me un po' di tempo per riprendermi.